Quasi 6 miliardi di euro, questo è il dato della produzione lorda agricola del Veneto 2017, dato che è stato proposto proprio quest'oggi qui nello stand di Veneto Agricoltura e della Regione Veneto con Avepa e ARPAV alla 113esima Fiera Agricola di Verona, la fiera dei 120 anni. Allora andiamo a vedere quanto è stato detto e soprattutto tutti i dati dell'agricoltura veneta 2017. Il Veneto ha sofferto molto di quelli che sono stati i cambiamenti climatici del 2017, che anche nel 2017 si sono rappresentati. Nel 2016, se facciamo un passo indietro, ricordiamoci che fino a fine giugno ci sono state grandi piovosità, però poi siamo riusciti a recuperare. Nel 2017 la situazione è stata l'opposta, ad aprile ci sono state le gelate che hanno compromesso la produttività di quelle piante che in quel momento stavano germinando, con conseguenze importanti non solo nel mondo della viticoltura, ma pensiamo anche all'apicoltura per esempio. Sono mancate le fioriture nei momenti determinanti, quindi grosse carenze di miele, per poi trovarci durante l'estate con carenza di acqua. Quello che serve oggi, quello sul quale sta lavorando l'Agenzia, è capire come si deve essere flessibili per reagire a queste necessità. Un elemento importante per l'agricoltura è la gestione dell'acqua. E qua l'Agenzia Veneto Agricoltura sta sperimentando, sta lavorando molto e quindi io credo che anche nei prossimi mesi riusciremo a riconfrontarci con le associazioni, con i produttori per parlare di questi temi. Quello che è oggi importante per noi, il più importante è sicuramente la gestione dell'acqua. Allora, nel 2017 abbiamo avuto una buona ripresa del comparto del lattiero-caseario e delle carni. Abbiamo avuto un aumento dell'11% per esempio del prezzo del latte crudo alla stalla e un aumento della produzione delle macellazioni per quanto riguarda i bovini del 3%, settore che quindi ha ripreso bene dopo la stagnazione degli anni precedenti. Bene sono andati anche i cereali autunno-vernini che non hanno risentito degli andamenti climatici sfavorevoli e che hanno segnato delle rese produttive record rispetto a tutti gli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità. Peccato però che la superficie investita fosse inferiore rispetto al 2016. Male un po' per tutte le culture dal punto di vista produttivo, perché l'andamento climatico non è stato assolutamente favorevole, però l'aumento di prezzo che si è avuto sui prodotti proprio per la carenza di prodotto esitato sui mercati ha fatto sì che la redditività delle imprese sia abbastanza salva. Veneto Agricoltura con la Regione Veneto è presente a Fiera Agricola, non poteva essere diversamente. Assolutamente sì, noi siamo la seconda agricoltura d'Italia, oltre 62.000 aziende agricole, 6 miliardi di fatturato e siamo un'agricoltura dei prodotti tipici, 350 prodotti tipici, quindi Veneto Agricoltura e quindi la Regione non possono che essere presenti ed essere i testimoni di questo Veneto che è eccezionale anche sotto il punto di vista agricolo. Lei adesso ha parlato di innovazione, ha detto che il Veneto si galantirà e si mostrerà realtà innovativa. Ma lo fa già perché tutte le aziende giovani comunque portano innovazione. C'è da dire anche un'altra cosa importante, che questa agricoltura cresce bene ma ha bisogno di essere difesa a livello nazionale e internazionale da quello che sono le agropiraterie come sono definite. 6 prodotti su 10 dell'agricoltura italiana sul mercato straniero sono contraffatti, non sono italiani. Questo vale circa 60 miliardi di euro, vuol dire che sono 60 miliardi di euro rubati in parte anche a noi veneti, o rubati da chi va a fare contraffazione dei nostri prodotti tipici. Anche perché abbiamo grandi eccellenze, dietro di lei c'è il radicchio per esempio. C'è il radicchio rosso di Treviso che è uno dei 350 prodotti tipici, l'asparago di Bassano, piuttosto che altre realtà, pensate 52 denominazioni di vini, siamo la prima regione d'Italia per vini, piuttosto che i formaggi, sui formaggi ne abbiamo per tutti i gusti e direi che abbiamo un sacco di produzioni importanti e queste produzioni vanno difese e sono frutto del lavoro del sudore dei nostri agricoltori da un lato e dall'altro anche ci permettono di fare turismo, perché poi si va a fare turismo dove si mangia e si beve poco. Ultima domanda, pro domo nostra, chiedo scusa, ma Veneto Agricoltura in tutto questo?
Veneto Agricoltura è l'azienda strumentale della regione del Veneto, un'azienda che è sempre sul pezzo nel nostro front office, e quindi penso che non ci sia Regione Veneto senza Veneto Agricoltura e non ci sia agricoltura senza Veneto Agricoltura. Il 2017 non sarà certo ricordato per un anno facile per il mondo agricolo del Veneto, ma in particolare di tutta la nazione. Resta una soddisfazione per quanto riguarda invece gli addetti, quindi il numero di occupati nel settore agricolo, il numero delle imprese, 64.000 imprese che danno da lavorare comunque a centinaia di migliaia di persone, oltre all'indotto. E un'altra situazione è che tra questi occupati più di 10.500 sono donne e più di 1.500 imprese gestite da giovani nuovi che sono arrivati a sostituire nel cambio generazionale i genitori, e grazie anche agli investimenti del piano di sviluppo rurale, cui abbiamo messo a disposizione 40.000 euro per un giovane che voleva partire o sostituire il papà in agricoltura. Noi siamo nati nel 1898, si chiamava allora Fiera dell'Agricoltura dei Cavalli. Siamo alla 113esima edizione, però perché dal 2004 è diventata biennale. Abbiamo oltre 1.000 espositori, quindi un grande successo. Abbiamo tra l'altro tutte le case meccaniche produttrici di trattori di tutto il mondo, quindi siamo tornati di fatto alla grande fiera agricola dei tempi del 1991. Io non c'ero, ma mi raccontavano di una grandissima fiera, e credo che oggi con grande orgoglio possiamo dire di avere una grandissima fiera agricola. Con Veneto Agricoltura, che giustamente è socio di Fiera Verona, con la quale collaboriamo moltissimo, abbiamo stilato assieme il piano industriale che ci governerà fino al 2020. Ricordiamo che noi siamo diventati SPA a febbraio del 2017, e uno dei punti fondamentali dello sviluppo di Verona Fiere è proprio lo sviluppo dell'agricoltura.